Questo è l'Arco dei Gavi. Ci troviamo nella città di Verona, vicino al Castelvecchio. L'Arco dei Gavi è stato costruito a metà del I secolo per celebrare la gens Gavia ed è un rarissimo caso di arco onorario monumentale a destinazione privata nell'architettura romana. L'arco era stato costruito lungo la via Postumia, al di fuori delle mura cittadine. A partire dal XII secolo viene spogliato delle sue decorazioni e inglobato nelle mura comunali, diventando Porta San Zeno. Durante la signoria degli Scaligeri viene inserito nel sistema difensivo del Castelvecchio, edificato nella seconda metà del XIV secolo. Dopo la costruzione delle mura veneziane, l'edificio perse definitivamente la sua funzione difensiva e di porta della città. Dopo il 1550 l'arco viene liberato dalle mura medievali. L'arco è stato preso da modello da molti architetti e pittori come Palladio, Sangallo, Serlio, Falconetto, San Micheli, Bellini e Mantegna. Nel 1805 viene smontato dai francesi. Nel 1932 viene ricostruito dove si trova ora, utilizzando i blocchi originali e implementando quelli mancanti.